Giuseppe Iati con Se le rose parlassero, giovanissimo, il suo secondo libro ha un piazzamento particolarmente vantaggioso al premio Scala dei Turchi, premio letterario, quindi un momento importante, se lo aspettava. Ci parli di questo libro e un po' di questa esperienza. Sì, sono molto onorato di aver vinto il premio Scala dei Turchi di Narussiello e soprattutto ringrazio l'associazione Pascal Schembri per farmi pubblicare il mio secondo libro. Io scrissi il mio primo libro Al di là del tramonto all'età di 16 anni e adesso ci sarà la pubblicazione del secondo. Sono un poeta semplice, ecco, le mie poesie sono molto ermetiche e non parlo solo del mio stato d'animo. Sono dell'idea che la poesia deve non solo sensibilizzare, ma parlare, ecco, delle cose attuali. Tramite la poesia, tramite la scrittura, noi possiamo esprimere il nostro pensiero anche sulle cose attuali, quindi sulle tematiche di attualità. Io infatti ho scritto tantissime poesie, sia contro il razzismo, contro la violenza sulle donne e contro la mafia, che è il cancro della nostra terra. Quindi quindi la poesia, la parola, non serve solamente a esprimere l'animo, ecco, del poeta e avvicinarlo al lettore, ma serve soprattutto per la società e per avere per una società migliore.